Amici sportivi del Trecce, un saluto da Enrico Pigato. Siamo allo stadio Natali e Paglie di Casale Monferrato, dove oggi per la 30ª giornata di campionato il Bassano sfida i padroni di casa, un Casale che ha mezzo piede in Serie D e un Bassano invece che deve rincorrere le prime due in classifica, quindi necessariamente obbligatorio fare punti oggi, ma attenzione perché il Casale, l'ho detto più volte in settimana, non siamo ancora retrocessi, non vogliamo retrocedere davanti al nostro pubblico, quindi siamo sicuri che i padroni di casa daranno tutto per portare a casa qualche punto. Dagli altri campi sfide molto importanti, il Savone infatti fuori casa gioca contro il Fano, un Fano anch'egli quasi retrocesso, mentre invece la Propatria va in casa da Renate, due partite molto importanti, attenzione alla terza outsider che è il Venezia in casa con il Forlì. Oggi allo stadio di Casale Monferrato c'è tutto lo Stato Maggiore del Bassano Virtus, vediamo il presidente Stefano Rosso con il suo vice Roberto Masiro e il direttore generale Werner Seber. Parte bene il Bassano che al primo minuto ha già la prima occasione, Berrettoni scambia con Proietti che la ridà a Berrettoni, entra bene in area ma la difesa si salva in calcio d'angolo. Al settimo la palla buona capita a Longobardi che approfitta di un errore difensivo della difesa del Casale, spara un bel destro che però rimpalla sulla schiena di Lanzolla. Bel cross dalla destra di Berrettoni che trova il portiere Gabrielli impreparato e Ferretti non ne approfitta e la difesa sventa. 13esimo, Stevani rimette bene per Berrettoni che calcia al volo e la palla esce di poco. Al 23esimo ancora Berrettoni a illuminare per Ferretti ma il portiere Gabrielli esce e sventa la minaccia. Il Bassano continua ad attaccare a testa bassa e al 31esimo da un bel corner di Berrettoni Matteo Bertoli stacca imperioso in area di testa ma la palla esce di un soffio alla sinistra del portiere Gabrielli. Altra occasione Bassano, bellissimo cross di Stevani al centro dell'area dove Longobardi arriva in spaccata, la palla termina alta, minuto 33. Passano solo 2 minuti e il Bassano produce l'azione fotocopia con protagonisti diversi. Correa mette in mezzo per Toninelli che non riesce a insaccare in spaccata. Al 41esimo, alla sua prima occasione, il Casale recrimina un gol annullato dall'arbitro dopo un bel colpo di testa insaccato da Siega. E rivedendo l'immagine del replay notiamo che la decisione dell'arbitro è corretta, il lancio di Di Prisco infatti per Ficcarrotta al centro dell'area è nettamente in fuorigioco, cerca la palla, all'ultimo si sposta, da dietro arriva Siega ma a questo punto la bandierina del guardaline è già alzata, quindi gol giustamente annullato. Al 43esimo minuto è Guccione che cerca il primo vero tiro nello specchio della porta ma la palla termina alta. Con le immagini passiamo al secondo tempo, il Bassano effettua la prima sostituzione, entra Conti al posto di Proietti. Al primo giro di lancetta dell'orologio Longobardi semina il panico in area, al momento di concludere Gabrielli esce e compie un miracolo mettendo la palla in calcio d'angolo. 2 minuti dopo Longobardi ruba palla a Casale, spara un destro che si infrange contro il palo, Bassano sfortunato in questo frangente. Al quinto la palla buona capita sui piedi di Conti che calcia di sinistra ma termina alta sopra la traversa. Ancora Conti all'11esimo calcia un destro che il portiere Gabrielli blocca a terra. Si fa rivedere anche il Casale che al 16esimo minuto con Ficcarrotta calcia una punizione da 30 metri, Cano blocca a terra facilmente. Altra occasione Bassano al 18esimo, Berrettoni mette in mezzo una bellissima palla, Longobardi non arriva in tempo per il tap-in vincente. Al 19esimo tocca a Correa mettere in mezzo un bel pallone dalla sinistra, il portiere Gabrielli si scontra con il difensore e al centro dell'area nessun giallo-rosso pronto per insaccare. Al 31esimo minuto doccia fredda per il Bassano, Siega inventa un Eurogol sotto l'incrocio, un destro che Cano non può raggiungere e il Casale si porta in vantaggio. Al 37esimo il Bassano spreca la più ghiotta delle occasioni, De Gasperi solo al centro dell'area spara un sinistro alto sopra la traversa. Ancora Bassano in avanti che ormai sta giocando una partita a senso unico, altra occasionissima per Longobardi che si gira e scarica un potente destro che sorvola la traversa. Al 42esimo minuto il Casale approfitta di un Bassano a spinta avanzata, Ficcarrotta si invola verso Cano, Shadi Gauguin lo stende e l'arbitro sanziona il cartellino rosso.
All'ultimo minuto il Casale trova un'altra occasione da gol che Curcio però spreca malamente addosso a Cano. Nel proseguo dell'azione Lanzoglia da 40 metri calcia in porta, Cano blocca a terra e l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Termina nel peggiore dei modi la sfida di Casale Monferrato, infatti il Bassano subisce una brutta sconfitta, una partita come avete potuto vedere dalle immagini giocata non benissimo dagli uomini di Mensa Rastelli, un Bassano che recrimina comunque molte occasioni non andate a segno. Savona ha perso, la Propatria ha perso, vince il Venezia, vince il Monza, squadre che da dietro recuperano punti importanti, ha vinto anche il Renate, quindi a questo punto la lotta per la promozione si fa veramente dura. Settimana prossima il Bassano avrà una sfida importantissima con il Savona fuori casa. Andiamo ora a sentire le impressioni dei protagonisti. Mister Claudio Rastelli, il Bassano aveva preparato questa partita in modo diverso, è andata benino fino al gol del Casale inaspettato e poi è caduta. Come spesso succede nel calcio non c'è mai niente di scontato, come ho sempre detto, e purtroppo paghiamo una sconfitta su un campo dove tutti si aspettavano la vittoria, dove anche noi ci aspettavamo di fare molto meglio. Noi abbiamo capito che in questo campo non si poteva giocare perché il terreno era infame. Abbiamo comunque voluto provare a fare gioco e abbiamo sbagliato l'approccio in questo senso della partita. Abbiamo perso, adesso non dobbiamo più da domani ripensare a questa sconfitta, ma dobbiamo cominciare a lavorare per la prossima partita che è molto importante come scontro diretto. È vero che il campo era in non perfette condizioni, ma ci è sembrato un Bassano partito non col piglio giusto. Lei cosa ne pensa? Abbiamo corso male, abbiamo pensato di fare la gara, abbiamo alzato il baricentro troppo, abbiamo offerto a loro la possibilità di poter ripartire sempre in contropiede, con palle lunghe sugli esterni che sono molto rapidi e veloci. Abbiamo giocato per loro, abbiamo sbagliato come ho detto, la squadra. Noi dobbiamo capire quando possiamo far calcio e quando non possiamo farlo. Quando non possiamo farlo dobbiamo metterci la tuta e l'elmetto da operaio e lavorare da operaio, non possiamo essere sempre ingegneri. Ci mettiamo con la sfortuna che continua a attanagliare il Bassano, alcune occasioni clamorose dove si poteva segnare e passare in vantaggio non realizzate. Ma io questo qui non voglio trovare attenuanti, scusanti. Abbiamo perso con una squadra retrocessa, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Per cui dobbiamo vedere cosa abbiamo sbagliato, cercare di capirlo in fretta perché ci sono rimaste soltanto 4 partite e cercare di non commettere più questi errori. Domenica c'è un'altra battaglia a Savona, ci sarà un'altra squadra che gioca in questa maniera, dove lascia poco spazio alla qualità ma soprattutto al temperamento, alla determinazione. Se non riusciamo a capire questo faremo un'altra brutta figura come abbiamo fatto oggi. Mister, è un peccato perché anche oggi Propatria e Savona sono cadute, sarebbe stata l'occasione buona per l'aggancio. Sì, ma siamo caduti anche noi, per cui sicuramente faranno gli stessi discorsi loro. Ogni partita è difficile anche con l'ultima in classifica, non c'è niente di scontato in questo campionato e oggi nella riprova con i risultati che ci sono stati. Poi alla fine, oltre al danno alla beffa, espulsione di Gauger in un momento della partita in cui il Bassano doveva rischiare per pareggiare, quindi la settimana prossima non ci sarà Gauger a disposizione. Sì, si aggiunge sempre male al male, per cui anche l'espulsione di Gaucher poteva essere evitata con un atteggiamento tattico differente. Dobbiamo in fretta cancellare questa partita e riconcentrarci sulla partita di domenica col Savona, che sarà una partita difficilissima. Andrea Cano, un Bassano che purtroppo lascia 3 punti pesanti. Come hai visto questa partita? Si racconta che un tiro in porta abbiamo perso. Abbiamo avuto, credo, al secondo tempo 5-6 palle nitide, non siamo riusciti a sfruttarle e purtroppo poi ha perso. Vabbè, comunque dai, tutto come prima perché mi sembra che gli altri hanno perso e ci sono questi 2 scontri diretti adesso uno appresso l'altro e si decide un po' tutto queste 2 partite. Hanno perso Propatria e Savona, però hanno vinto Renate e Venezia, quindi la lotta si fa un po' dura. Adesso l'importante è domenica prossima abbassare la testa e andare avanti. Sì, ma sicuramente noi sappiamo che veniamo qua e troviamo una squadra, così hanno dimostrato, sono messi là con carattere. Dopo sto gol, non so quanto mancava, un quarto d'ora alla fine forse. Un rammarico che ci ha avuto qualche palla, non si è riuscito a sfruttarlo, però vabbè, questo è il calcio e si va avanti e ho detto queste 2 partite sono fondamentali per il proseguo.